In questa emergenza quanti cantieri bloccati, quanti lavori sospesi, lo sa bene l'Unione delle Bonifiche del Veneto e per questo abbiamo raggiunto Andrea Crestani, che ne è il direttore. Consorzi di bonifica all'opera anche in questo momento di grave emergenza sanitaria, impegnati a mantenere i servizi essenziali soprattutto a beneficio della filiera agricola. Abbiamo fatto il punto con Ambiveneto su quello che è lo stato dell'arte dei cantieri straordinari per le opere irrigue. In Veneto i cantieri attualmente per quanto riguarda la risposta a un cambiamento climatico e alle necessità delle aziende agricole di avere risorsa irrigua disponibile sono molti ed importanti e derivano da linee di finanziamento nazionali. Il primo progetto che si aprirà, il cantiere che per primo si aprirà nei prossimi giorni, sarà legato al canale LEB, il canale Lessinio Egano Berico, è il canale irriguo, l'arteria irrigua più grande che abbiamo in Veneto, che interconnette l'Adige con il Bacchiglione attraversando la provincia di Verona, di Vicenza e di Padova, un canale artificiale di 32 km di lunghezza, importantissimo, attraversa le aree che hanno avuto l'emergenza FAS, quindi l'acqua pulita dell'Adige ha un'importanza estrema per dare sostegno all'agricoltura, con un intervento di circa 20 milioni di euro finanziato dal piano in base. Ma anche per i prossimi mesi Ambiveneto ha una pianificazione dettagliata degli interventi. Da qua all'autunno partiranno anche numerosi cantieri su tutti i consorzi di bonifica, su quasi tutti i consorzi di bonifica, per esempio nell'area del Trevigiano avremo due importanti progetti di riconversione irrigua che anche qua di circa 20 milioni di investimenti fatti con il piano di sviluppo rurale nazionale, di riconversione irrigua e quindi di efficientamento delle reti. Così come in tantissimi in altri consorzi, e a questo si affiancheranno progetti finanziati per il risparmio irriguo, idrico e per l'efficientamento delle strutture nella Bassa Padovana, nel Vicentino, nel Veronese e anche nel Veneziano. Quindi abbiamo tutte le province interessate da questa importante opera di riconversione.